Settima e conclusiva corsa dall'Arcoveggio, un miglio che vede al via 11 concorrenti dell'Istici, Carpe Diem Call, Frida Pax, Castiglione, Falcon Baldone, FBIB, in seconda linea Esmeralda Griff, Fly dei Greppi, Fairmont, Sigi, Vita Perone e Amore Stecca, macchina che accelera, favorito è Castiglione numero 4 che in breve va a condurre e guida su Carpe Diem Call, mentre all'esterno c'è Falcon Baldone. In vantaggio dunque Castiglione che va a completare i primi 200 metri in 14,6. In seconda posizione c'è Carpe Diem Call, all'esterno è rimasto Falcon Baldone, tira via discreta andatura il leader, all'esterno ora c'è Evita Peron. Intanto i 400 iniziali in 30,5, Evita Peron a lato di Carpe Diem Call, poi più indietro dovrebbe essere dell'Istici, anzi il numero 3 di Frida Pax in terza posizione, intanto 47,1, ha rallentato l'andatura il leader che è sempre in scia Carpe Diem, all'esterno è Evita Peron, mentre in terza ruota si avventura Fly dei Greppi. La rottura invece di FBIB, tanto 1-2-6 per gli 800 iniziali, con Castiglione, Evita Peron all'esterno, Carpe Diem Call lungo la corda, chilometro completato in 1:17,8, terza ruota ora, cerca di venire via ora Esmeralda Griff, ma intanto allunga il leader con sempre Evita Peron a ridosso. Evita cerca di prendere sotto tiro Castiglione a 400 dall'arrivo, a contatto Carpe Diem Call, cavalli sulla curva conclusiva con Castiglione in grado di accelerare ancora. Evita Peron è sempre lì all'esterno. In terza posizione lungo la corda c'è Frida Pax, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, Castiglione in vantaggio, sposta Carpe Diem Call dalla corda, lo scatto di Carpe Diem che va su Castiglione e lo piega nettamente nel finale, mentre al terzo posto finisce Frida Pax. Vince dunque Carpe Diem Call, Roberto Vecchione in sediolo che segue tutta strada Castiglione per poi regolarlo nel finale e vincere piuttosto nettamente. Carpe Diem Call, Roberto Vecchione, Vincenzo Ferranti al training per conto del signor Giuseppe Leanza. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica prossima, 4 gennaio.